La Mostra del Cinema 2020, unico grande evento italiano in presenza di richiamo internazionale in tempo di pandemia, non si ferma. 7 film italiani della Mostra di Venezia sono sbarcati in questi giorni in Corea del Sud per partecipare alla nona edizione della rassegna Venice in Seoul, organizzata dalla Biennale di Venezia in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Seoul. È giunta la nona edizione, la prima fu inaugurata nel 2012 con la produzione di Pietà, il film di King Ki-duk che vinse l'One d'Oro alla mostra di quell'anno, e purtroppo quest'anno invece dobbiamo rimpiangere la scomparsa di questo grande regista, grande talento che proprio a Venezia aveva visto il lancio della sua carriera internazionale. Quest'anno il ritorno in Corea è importante anche in vista della prossima edizione 2021 della Mostra di Venezia, visto l'annuncio che il presidente di giuria sarà proprio un grande regista coreano, come ricorda Barbera. Il prossimo presidente della Mostra del Cinema sarà Bong Joon-ho, quindi in qualche modo è significativo che la circolazione internazionale nelle principali capitali del mondo dei film italiani di Venezia parta proprio dalla Sud Corea. Il direttore della Kermesse cinematografica ricorda poi, con parole molto belle, la grande regista italiana Cecilia Mangini, recentemente scomparsa. La ricordiamo come una grande documentarista di enorme talento, donna generosa, impegnata nel sociale, sempre schierata dalla parte dei più deboli, che ha con il suo cinema documentato gran parte delle vicende più importanti della storia italiana della seconda metà del Novecento.